Tante le novità in prossimità della festa del mandorlo in fiore, giunta quest'anno alla sua 75esima edizione, che inizierà il prossimo 28 febbraio fino all'8 marzo nella nostra città. Presso la sede del parco a Casa San Filippo si lavora sodo per definire le tante iniziative in cantiere e selezionare le diverse proposte che arrivano per ogni edizione della festa, in modo da coinvolgere tutta la città. Il direttore del parco, dottor Roberto Sciarratta, ci ha voluto illustrare le ultime decisioni. Bene, il programma era stato già stilato, abbiamo definito e stiamo proprio in queste ultime ore definendo gli ultimi particolari. Abbiamo lo strumento ora economico che ci consentirà di perfezionare alcune ipotesi di gara che avevamo già lanciato, soprattutto per quanto riguarda la mobilità o l'accoglienza. Siamo pronti e stiamo lavorando per portare a termine ovviamente una manifestazione che quest'anno avrà il risalto che giusto meritava, essendo ricadente all'interno delle celebrazioni per i 2600 anni di nascita della città. Ecco, relativamente al percorso ci sono istanze per fare passare della via Manzoni, insomma, il corteo. Cosa ci può confermare in merito? Io posso confermare quello che avevo detto qualche mese addietro per quanto riguarda la fiaccolata del mercoledì. Il percorso riprenderà quello che da abituale, che da alcuni anni non si è fatto, per un'organizzazione tipo diverso. Noi abbiamo voluto, non da ora ma da subito, riportare a valle della città la manifestazione della fiaccolata del mercoledì. Ecco, parliamo del biglietto. Quest'anno c'è questa novità. Come si svolgerà, come si snoderà l'iniziativa, cosa deve fare un turista di fuori che vuole venire e vedere lo spettacolo? Abbiamo già dato il mandato al gestore dei nostri servizi di accoglienza, Copicultura, di preventivare e mettere online il biglietto, che sarà a pagamento quest'anno, 5 euro. Contrariamente a quello che ho visto su alcuni organi di stampa, non è compreso il biglietto della navetta, che sarà a parte e di cui il parco archeologico non è assolutamente organizzatore. Noi siamo organizzatori dello spettacolo, che abbiamo previsto che possa essere prenotato online al costo diciamo molto economico di 5 euro. Questo potrebbe garantire, rispetto al passato, soprattutto l'anno scorso, una perfetta equiparazione tra chi prenota e chi poi si presenta la domenica per lo spettacolo finale. Chiaramente il pagamento è per lo spettacolo al Tempio della Concordia domenica. E al Tempio della Concordia, appunto, per disciplinare l'ingresso ed avere una certezza rispetto alle prenotazioni e rispetto poi agli spettatori che saranno presenti domenica, abbiamo preferito farlo con un prezzo basso, ma che potesse dare questa certezza di equiparazione tra prenotazione e presenza. Per il Palacongressi invece, per gli spettacoli? Per gli spettacoli al Palacongressi saranno previsi, già abbiamo una tariffazione, ora credo che sia compreso i diritti di prenotazione, credo che sia intorno ai 13 o 15 euro, non ricordo bene. Lì stiamo cambiando un po' il programma, perché il Comune, la Fondazione Teatro Pirandello aveva in primo momento dato la disponibilità per alcuni spettacoli che per una logistica improponibile non siamo in grado di sostenere, quindi abbiamo riportato gli spettacoli che riguardavano il patrimonio immateriale dei gruppi che sono portatori, li abbiamo diciamo orientati a essere effettuati al Palacongressi. Sono queste le ultime cose che stiamo affinando. Un'ultima domanda: ci sono tante attività collaterali importanti che serviranno ad animare un po' le varie strutture agrigentine, ecco, brevemente quali? Beh, noi abbiamo previsto, come abbiamo detto fin dalla conferenza di presentazione, riportare il Festival del Mandorlo in città.
quindi ci saranno non solo questa specie di connubio, di conoscenza tra portatori di culture diverse e popolazione attiva della città, che sarà presente anche nei quartieri periferici, per cui il Mandorlo incontrerà gli abitanti di Monserrato, gli abitanti di Fontanelle, gli abitanti di Villaggio Peruzzo, gli abitanti di Villaggio Mosè. Abbiamo pensato proprio di allargare la conoscenza e il motivo che loro portano con le loro esibizioni, di farlo, diciamo, rivivere anche all'interno della città. Poi e nei luoghi satelliti poi abbiamo previsto un'esibizione per i giovani il sabato sera dopo lo spettacolo del Palacongressi a Piazza Cavour. Abbiamo previsto una serie di manifestazioni collaterali, mi riferisco all'Opera dei Pupi e tante altre cose. Mandorlara sarà ovviamente una di quelle attività presenti all'interno del Mandorlo. Insomma, un po' ora procede tutto come avevamo previsto e come abbiamo presentato nella conferenza. Gli uffici del parco sono sempre a disposizione per chi vuole delle informazioni. Noi siamo qui disponibili, ovviamente daremo tutte le informazioni, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro sito dove potete vedere. In questi giorni lo abbiamo riempito addirittura con un'anticipazione, mettendo dei filmati dei gruppi che parteciperanno e il loro contributo che potrebbero dare alla buona riuscita, speriamo che sia così, ovviamente, del Festival del Mandorlo. Avete recentemente approvato delle novità, di cosa si tratta? Se ci può anticipare qualcosa. Noi, sulla base di un orientamento del Consiglio che ha destinato delle somme per alcuni progetti che avevamo già in cantiere, ieri abbiamo approvato, sono stati approvati dal Consiglio alcuni progetti importanti che sono molto, da un punto di vista architettonico, archeologico e di valorizzazione, importanti non solo per la valle ovviamente, ma per tutta la città, a partire dal restauro del Telamone e dell'area del Tempio di Giove, un progetto di circa 600.000 euro che consentirà, attraverso una interlocuzione avviata da decenni con l'Istituto Germanico, consentirà di mettere in piedi uno dei telamoni che è stato ricostruito in situ e che per ora si può vedere all'area di Giove, oltre al mettere in piedi il telamone, che quindi avrà una valenza ovviamente non solo da un punto di vista archeologico e di ricostruzione e di interesse per tutta l'area, da un punto di vista di valorizzazione consentirà, unitamente alla creazione e ricomposizione previa catalogazione che è stata fatta, come dicevo, nei decenni precedenti, di alcune parti che compongono la parte della trabeazione complessa che vi era sopra il telamone. Noi la faremo, la ricomporremo e sarà individuato un percorso che ne possa attenzionare la valorizzazione. Assieme a questo progetto ci sarà quindi una visione diversa e nuova, un po' che possa consentire al visitatore di avere una certa idea della ampiezza e maestosità del Tempio di Giove. Analogamente a questo progetto abbiamo approvato ieri un progetto di ricostruzione del santuario rupestre. Negli anni scorsi per problemi di cedimenti era stato smontato, accantonato, catalogato. Quest'anno con questo progetto metteremo inizio e completeremo il restauro dei singoli blocchi che lo compongono e lo rimonteremo. Questo quindi è un monumento che viene ridato così come lo avevamo trovato priva di impalcature, viene ridato alla completa valorizzazione e fruizione dei visitatori. Oltre a questo sono stati poi dei progetti che non sono minori ma che sono importanti e che riguardano ovviamente un itinerario
un itinerario che riguarda i monumenti e gli edifici pubblici che sono presenti nell'area museale, Ecclesiasterion, Buleterion, Tempio Romano e anche Poggio Giacatello, attraverso un percorso di fruizione che possa diciamo, legare questi monumenti e consentire al visitatore di avere una visione più ampia del patrimonio monumentale e archeologico che abbiamo. Sono state finanziate una perizia pure per il miglioramento delle sale espositive del museo all'interno, così come sono state approvate 2 perizie per Eraclea Minoa. Questo consentirà un miglioramento dei servizi di accoglienza che abbiamo fatto assieme al nostro gestore dei servizi di valorizzazione che procederà alla realizzazione della nuova biglietteria, bookshop e caffetteria. Noi come parco invece abbiamo finanziato i nuovi servizi igienici, il miglioramento del belvedere, il miglioramento dei percorsi e il miglioramento della cartellonistica, unitamente a 2 perizie per la conoscenza del teatro di Eraclea Minoa, che è il nostro obiettivo principale che ci prefiggiamo nei prossimi anni, di andare a un percorso che possa prevedere, una volta acquisiti tutti i dati e con un convegno che abbiamo già organizzato, che possa discutere sulle risultanze che abbiamo avuto, di cui abbiamo avuto conoscenza dopo le indagini, che possa prevedere un bando di tipo internazionale per restituire al mondo intero un teatro che è diciamo, una meraviglia e che versa in condizioni per ora non certo ottimali. In ultimo abbiamo fatto pure dei progetti di restauro per i siti esterni, mi riferisco a Licata, al castello di Monte Sant'Angelo, al museo e anche a Sambuca di Sicilia, e soprattutto in ultimo, ma non ovviamente per minore importanza, su Villa Romana a Punta Grande abbiamo stanziato 180.000 euro per il recupero di alcuni pavimenti e di alcuni muri degli ambienti e per un progetto di valorizzazione che consentirà ai visitatori, su un progetto al cui stiamo lavorando con il nostro concessionario dei servizi, che consentirà con prenotazione di avere una visione e una visita guidata di un sito che in un posto strategico da un punto di vista turistico, in un posto strategico da un punto di vista archeologico, cui bisognava dare la giusta attenzione. Direttore, fate anche delle iniziative ricreative a Villauria, no? E a Villauria abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione attraverso la buona musica. Abbiamo iniziato venerdì scorso, ritorneremo questo venerdì con un quintetto jazz dedicato alla musica di Chet Baker e continueremo così per 12 concerti fino a maggio. Sono dei concerti cadenzati che mettono in mostra diciamo, la buona musica che può essere dalla musica jazz o alla musica diciamo blues di livello, e che consentono di ridare a Villa Aurea quel significato per cui era stato restaurato, che è la creazione di una immobile dove produrre cultura e dove produrre soprattutto buona musica. Direttore, ecco, il parco è ancora ricco di tesori nascosti. So che avete anticipato che continueranno gli scavi, ma vorrei anche sapere con il teatro che novità abbiamo. Innanzitutto abbiamo delle nuove convenzioni e abbiamo in questi giorni stipulato una convenzione con la Scuola Normale di Pisa per un proseguimento di scavi che si era già fatto negli anni precedenti e che riprenderanno nell'area del Tempio di Giunone. Per il teatro abbiamo un progetto di completamento, restauro e completamento dello scavo di 2 milioni di euro che è in corso di perfezionamento sulle procedure di finanziamento e di cui aspettiamo notizia nelle prossime settimane, che possa consentire il completamento di una di quelle opere che sono importanti, devo dire, non solo ovviamente per la città ma per la Sicilia e credo per l'intera nazione. Direttore, c'è qualche novità per la gestione del Palacongressi? Una ricchezza enorme ancora poco sfruttata. Ecco, il parco come intende valorizzarlo maggiormente?
Noi stiamo perfezionando l'iter che ci permetterà di avere la struttura perfettamente agibile in ogni sua parte. Lo abbiamo trovato in pessime condizioni negli anni scorsi, stiamo lavorando con i finanziamenti di cui possiamo mettere in campo e che ci consentiranno alla fine di questo percorso di avere la struttura perfettamente agibile. Questo è il primo passo che stiamo compiendo. Il secondo passo ci sarebbe l'ipotesi di un utilizzo in parte, ma lo dovremmo vedere prima con le autorità preposte alle necessarie autorizzazioni, di trasferire lì la biblioteca Casa Natale Pirandello. Questo sarebbe un ottimo messaggio anche culturale, perché consentirebbe al Palacongressi di avere una vita propria 365 giorni l'anno, con una biblioteca di livello scientifico e culturale alto e con la possibilità di avere un'apertura maggiore rispetto alla didattica che già facciamo nel sito dove per ora è allocata, in un edificio privato in via Emer, ma che ovviamente al Palacongressi avrà uno spazio e una dignità riteniamo migliore. Per il resto stiamo cercando di capire a ipotesi di gestione della struttura, sia come turismo congressuale, sia come struttura per eventi pubblici. Ecco, per finire, visto che lei ha richiamato Pirandello, sulla Casa Natale cosa pensate di fare? Sulla Casa Natale innanzitutto proprio in questi giorni stiamo mettendo appunto alcune opere che riguardano la manutenzione degli impianti. Da un punto di vista culturale sicuramente quest'anno il teatro ritornerà a Casa Natale Pirandello, e nella nostra intenzione di fare una piccola stagione estiva di teatro a Pirandello come si faceva nei decenni scorsi, e quindi dare soprattutto importanza al sito e al luogo e soprattutto allo scrittore che merita un'attenzione diversa. Per quanto riguarda invece il progetto di restauro, avevamo un progetto inviato di totale rinnovo e restauro dell'area e dell'area esterna soprattutto. Siamo in attesa di finanziamento, si è un po' impantanato, ma ho avuto assicurazione dagli organi superiori di un'attenzione particolare, e si sta lavorando per avere rifinanziato questo progetto, che è necessario per dicevo, dare la giusta attenzione a un'area che comunque già oggi è attenzionata e ha un numero di visitatori che cercheremo di implementare nell'anno in corso. C'è qualche iniziativa in particolare, chiudiamo l'intervista, su questa Agrigento 2600 anni appunto? Avete in mente qualcosa? Tutte le cose che noi faremo saranno ovviamente incentrate alle celebrazioni di Agrigento dei 2600 anni, a partire del mandorlo, che lo abbiamo pensato con una più ampia partecipazione per dare risalto alla manifestazione. I progetti di cui parlavo sono ovviamente ricadono all'interno di queste celebrazioni. Le iniziative che faremo culturali, penso alle giornate di studio gregoriane che faremo a fine anno, sono legate ovviamente, abbiamo un tema che potrebbe essere importante, che è quello legato alla nascita e alla fondazione della città, e quindi sarà uno di quei temi che ovviamente è legato, ma non solo. Le celebrazioni della nascita riguarderanno le iniziative, ho parlato di Pirandello, ma di Pirandello stiamo cercando con un progetto mirato e che riguarderà la ristampa del taccuino di Bonn, che stiamo già in uno stato avanzato di lavorazione, quindi stiamo ristampando il taccuino di Bonn, e che poi avrà il momento
conclusivo con una celebrazione e con un convegno di studi. La stessa cosa stiamo cercando di fare, siamo in trattativa per l'acquisto di alcuni dipinti di Fausto Pirandello che ci piacerebbe poter acquistare per avere una piccola pinacoteca che riguardi proprio l'opera pittorica di Fausto Pirandello, da allocare in mostre temporanee o al museo o a casa natale quando faremo i lavori, se verranno finanziate, di ristrutturazione. Quindi tutte le nostre iniziative hanno questo obiettivo e questo target che è riferito alle celebrazioni per i 2600 anni di nascita della città.